Tutto è iniziato con la rivendicazione da parte di qualche partito di una presunta ipoteca sulla candidatura a Presidente. Abbiamo detto che era il tempo necessario di ascoltare le amministrazioni comunali, di ascoltare i sindaci per individuare attraverso loro una personalità che consentisse in questa fase transitoria di rimettere in moto un soggetto intermedio tra cittadino e istituzione come le province per poter continuare e riprendere l'attività interrotta nel 2012. A queste sollecitazioni nessuno ha risposto positivamente, anzi individuando un proprio candidato e rispetto al quale abbiamo ritenuto che non fosse il momento e l'ora. Quindi ognuno ovviamente ha fatto modo proprio, i Fratelli d'Italia hanno indicato un loro uomo, noi abbiamo indicato invece un uomo di una certa aria moderata e che farà questa azione di servizio. È un fatto di questo momento politico in cui non si è voluto comprendere la necessità di interloquire attraverso il pensiero, l'opinione dei sindaci, perché qui non vota il popolo ma votano i sindaci e i consiglieri comunali.